fischia Dolenti, finta di Lococo, parte Guadalupo, la parata in due tempi di Sandù, grande schema del Camarat, cercare Diop, poi la conclusione, la grandissima parata di Dolenti, raccolta dall'incrocio dei pali, il numero 1 del Camarat, con un po' di fortuna Nacho Pierce, che va sul fondo, propone un cross, pallone per Lococo, evidentissimo calcio di rigore per il Camarat, l'avete potuto vedere dalle immagini, atterrato, pronto a battere Samuele Lococo, parte Lococo, con il destro, spiazza Sandù e trova il vantaggio per il Camarat. Quando siamo al 19° minuto di gioco, la battuta Gialò, Dolenti smanaccia, poi Sadotti prova la conclusione sul fondo, si ripartirà dalla rimessa, scambia con Sadotti, il lancio di Ndiaye a cercare Gialò, il cross in mezzo di Gialò per Issa, alla fine il colpo di testa è stato di Touré, dunque rimessa dal fondo per il Camarat, dando al cross c'è stata la deviazione di Touré ma non verso la porta. Occhio a Guadalupe che riesce a recuperare palla, di nuovo Lococo, pallone in mezzo per Pierce, Guadalupo, la parata del portiere, poi il gol da parte di Piscitello, appena entrato in campo, raddoppia il Camarat, esordio con gol dunque per il numero 19 Piscitello. Allora punizione per il Camarat con Pane che mette il cross al centro, Osvaldo, poi Pierce per poco allontana la difesa di Giorgio. Wow. Cross al centro a cercare Convendi, allontana nuovamente la difesa del Camarat, allora Di Giorgio va alla conclusione, è una telefonata a Dolenti, riesce a recuperare palla Osvaldo che scambia con Lococo, di nuovo Osvaldo, allarga su avanzato, può andare a cross Osvaldo, Pierce la copertina, un grandissimo gol di Nacho Pierce, una meraviglia balistica del numero 9 del Camarat, autentico Eurogol, ci ha provato precedentemente, ci è riuscito in questa occasione, l'ha fatto bellissimo Nacho Pierce, il 3-0 di una partita straordinaria del Camarat.